La globalizzazione, come anche gli ingressi, si possono subire oppure governare. La scelta che faccio è quella di tentare di governarli, significa avere una collaborazione forte, cercare di avere anche dei progetti comuni. Il tema delle infrastrutture è sicuramente essenziale, ma ci sono anche tanti progetti sull'economia e sul sociale, penso anche alla sanità transfrontaliera, che sono fondamentali. E quindi anche la presenza a Zagabria domani va in quella direzione. Beh, questo è un problema che viene purtroppo da lontano, è accaduto anche con la Slovenia. Noi abbiamo provato anche nell'incontro con il commissario Almunia a tentare di ottenere una definizione diversa degli aiuti di Stato a finalità regionale. Abbiamo spiegato che per noi il problema non è il confine, perché non ce l'abbiamo il confine con la Croazia, ma la prossimità, siamo a soli 30 chilometri. Purtroppo l'Europa in questo senso ha idee diverse e noi dovremmo fronteggiare qualche problema, però ricordo, e lo ricordo anche al governatore Zaia, che è difficile chiudere le frontiere adesso, sono ormai anni e decenni che le imprese croate, i lavoratori croati e le imprese italiane e i lavoratori italiani ormai sono in uno scambio continuo, senza contare che l'Italia è il paese che ha il primato dell'interscambio con la Croazia.